Ma se la portano con loro. Poverello. È meglio pensi. Sorella, non funziona. Bussate. Buongiorno. Buongiorno. Pronta? Abbiamo fatto un po' tardi. Abbiamo la macchina. Vogliamo sbrigarci? Signorina, non vi preoccupate della roba. Lo facciate tutte cose oggi stesso, non ci pensate. Ma sì, faccia conto di cambiare casa. Venendo a vivere con noi, è come se entrasse in paradiso prima del tempo. Poi abbiamo anche delle straniere, sa. Vere signore, anche ricche, ma che preferiscono vivere da noi per non sentirsi tanto sole. Si troverà bene, non tema, signorina Curcio? Si farà delle amiche. Allegra, su. Noi viviamo della carità delle nostre ospiti che hanno voluto dimostrarci così la loro gratitudine. Le valigie qui? Tu, prego, s'accomodi. Da ora il pensionato del Carmine è la sua nuova casa. Su, andiamo, non ci pensi. Vedrà che sarà molto più felice da noi, più vicina al buon Dio. Portatemi via. Non piangete, signorina Teresa. O mi metto a piangere pure io. Fatevi coraggio, signorina, io vi vengo a trovare. Va bene? Ve lo prometto. Arrivederci. Arrivederci, signorina Teresa. Finalmente si è fatta capace, donna Maria. Ma non vi mettete a piangere pure voi, Ma ha fatto una pena, poverella. Quando sono venuti di lei l'esproprio, per cacciarlo fuori dalla casa. Essa si è sempre rifiutata di lasciare sta casa. E ma pure io me la già all'ospizio me la già. Se capisci, poverella. Teneva tutti i ricordi suoi e ognuno nella vita ci tiene. Ma era ricca. Una volta, mamma non teneva manco i soldi per accattare pochi polmoni a Palummella, la gatta che sta cresciuta in da casa. E con tanta miseria si è rifiutata di vendere la casa. Ma io vorrei sapere questo Don Salvatore a Cirna, che c'è trase? Salvatore a Cirne. Ha dovuto essere un chill'uomo. Qua uomo, donna Maria. E chille che non si può ne scordare più. Perché ste voleva morire in sta casa? Ma se può sapere che l'hai fatto tu a quella poverella per tenerla così, a guardarti in cartolina per tutta una vita? Senti. Ma che fanno? Basta, basta! Ragazzetti, calmatevi! Faites attention, mon cher, faites attention. Merci. Grazie, grazie. Grazie. No, Armandino, così non va. Monsieur Peppino, venite qui un momento, non ne posso più. Portate via questo stupido cane, vi prego. Subito, madame. Via tutti, levatevi dinanzi tutti quanti. Don Peppino, anche voi, scusate. Non voglio nessuno davanti. Via? Ecco, così. Oh, Vi ringrazio che a tutti. caldo. Du champagne, Lorelai. Non si resiste davvero. Io faccio per arte, mon cher. Salvatore, hanno ragione a chiamare voi impossibile. Che facciamo ora? Questioni tecniche, signora. Toujours questioni tecniche, quando non sanno che dire. Già. Armandì, quando loro si baciano, tu avanzi con la macchina fino a inquadrare solamente le teste. Hai capito o non hai capito? Ho capito, io ho detto Ma è che cosa? avanzo e come? Cambiamo scena? No, tu avanzi e giri. Ma questa è una pazzia! È una pazzia! Io vorrei qui lumiere! Ma che state sprenosiando, Don Salvatore? Mentre lui avanza con la macchina, tu giri la manovella. E gire! Ma che fate una carantella che la spingo dietro? Don Peppi, venite qua! Don Peppi, abbiate pazienza. Questa sarà una scena girata in alto mare. Le montagne russe. O pubblico quando vede la pellicola la vota a capo o stomaco. Ci vogliamo sbrigare. Qui facciamo notte, non combiniamo niente. Sì, niente combiniamo, perché con le idee di Don Salvatore questa scena non vedrà la fine. Perché? Perché pretende che io mentre gira, sentitemi bene, avanzo con la macchina spingendo la rete. E tu perché non avanzi? Perché non la Oh, spingi? Madonna mia, perché? Perché qui spacciamo tutto! Qui, Don Salvatore. Don Peppi,
Voi siete i finanziatori, io sono l'artista. A ognuno le proprie responsabilità. Io mi voglio avvicinare al personaggio con la macchina una presa strascinata da chi là. E se si scassa la macchina se ne compra un'altra. Mi volete lasciare lavorare, sì o no? Ui, Don Salvatore, qui finanzio io, sono soldi miei, è sangue mio! E se cominciamo così è meglio salutarci subito. Mi sono spiegato. A Salvatore Siena non mancherà il finanziatore intelligente per finire la pellicola. Non fare il pazzo! Mi sono stancata. La prima donna si innervosisce perché ha caldo! Per quello che la paghi può anche soffrire un po' il caldo. Sentite? Ma che succede ancora, Tutto monsieur? fatto, tutto fatto, tutto fatto. Posso sedere? Subito, madonna. Gabriellino come lo vuoi, in piedi o cucciato? E che c'entro io? Tanto ormai dirigi tu. Io non parlo più. Io mi siedo. Naturalmente. Posso parlare io? Serena bella. Ah, Salvatore mio, mi avete fatto fare una levataccia. E perché? Ma vi devo dire una cosa molto, molto importante. Proprio adesso, piacerella mia, sto lavorando. Ah no, un minuto, non mi dice che no. Chi è pure questa? Armandino, prova a fare quello che ti ho detto. Io vengo subito. Rolla. È Donna Serena, una cantante molto brava. Canta nel mio locale, in galleria, non l'avete mai sentita? E Don Salvatore Ascierne è il direttore artistico del mio locale. Oh, volete dire lei canta anche? Che talento. Quanto è carino! Non è figlio del conte Anselmo? Sì, signora. Tutto papà, com'è bello! Che impressione vederlo così piccino. E io gliela faccio vedere veramente la prova. Pigliala per gamba. Che cosa? Pigliala per gamba. Voglio vedere proprio come va a finire, voglio vedere. Muoviti, muoviti. Muoviti, disgraziata, muoviti. Rovina mia, muoviti. Sta venendo terremoto. Quanto è bella Parigi. Ma che fate, cretini? Io cretini, io. Monsieur Pepinou, abbiamo finito di Hai giocare visto? oggi? Subito, ricominciamo subito. Andate a mettere a posto la Sì, macchina. portala via, senta a me che è meglio. Salvatore. Sei un manicomio. Salvatore! Allora, Salvatore, siamo d'accordo, ho la vostra parola. Arrivederci. A stasera, carissimo. Donna Rosaria, voi sempre in ritardo arrivate, vi lascio il posto. Vai a! Va, lievita mia, piccione! Tu lo sai che io feto! Come no? E come lo fareste il mestiere vostro? Svergognate! Donna Carolina, attenzione! Devi far parlare. Guardatevi un po' allo specchio. Queste bufferelle qua non le trovate! Perché oggi il pubblico vuole la giovinezza e questa la teniamo soltanto noi! La voce per cantare però io solo la tengo e tutta Napoli viene per sentire a me. Ma la tene, caccarella scassata! Avete coglioni! Lascia io la morte e fame! Che non mi metti in faccia la canzone di mia figlia! La tua canzone! Oh, mamma. Belle mamma, cammini, scendi, Bella, cammini bene! Petta fuori, capito? Bella! Quando sei bella! E che bella figlia che tengo, Che la socia! Don Salvatore carissimo. Oi, Rosaria bella. Beh, è tutto a posto qua. È impossibile, qui crolla tutto. Aspetta un poco. Don Salvatore, permettete una parola sola? Di. È vero che Lili ce l'avete data a Donna Serena? Ma l'esclusiva la tengo io, voi lo sapete bene, Don Tesoro. Salvatore. No, qui tu giri, te lo dico io, giri. Sì, Ma avete visto che terremoto? Calma. Adesso vi faccio vedere io come si fa. Non siete buoni a niente. Bello lui, bello di papà suo. Che dici, bella, eh? Coraggio, prendetevi il contino. Bello lui, tutto papà. Levate tutte cose. È vero, questo è proprio il figlio del conte Anselmo. E mo? Signorina. Tutto papà. Oh, madonna mia, mo che fa? Bellino. Chi li è asciuto pazzo? Ho scasso tutto coso. Fermi tutti. E chi si muove? Ma che vuoi fare? Ci vuole tanto poco. Certo bisogna avere un poco di cervello. Loro vedono solo catastrofi, terremoti. Hanno paura delle innovazioni. Magnifico, Armandì. Cominciamo. Figli da carrozzina, tutto liscio come l'olio. Signor, ma dove andate, signor? Lasciatela perdere, Don Peppì. Vedo a Roma. E che andate a fare a Roma? Sono stanca di questa pellicola. Subito mi occupi. Signore, io lo capisco che voi siete tutti avvocato. innervositi per via di questo caldo, ma voi dovete pensare che qui non c'è solamente il direttore, qua ci siamo anche noi. Io ho cacciato i soldi, ho finanziato la cosa, voi non mi potete fare questo affronto. Pardon? Lorelai, très bien. Andate con gli italiani, ci vuole. Roma, Hotel Excelsior. Signor! Vedete? L'avete innervosita. Signor! Madame!
Mannaggia! Madame, attendez-moi! Madame! Signora, signora! 2 ore aspettato chiuso in carrozza. E nati 2 ore sotto il sole aspettando che tu facessi i tuoi parci comodi con queste... Uè, don Beppì, badate come parlate, sa? Sembrava che ti dovessi suicidare se non ti facevo fare una pellicola. Mi ha messo in croce per 1 anno. E poco meno ammazzavi a me perché non ti volevo prendere la Lorelai. E adesso tu vieni con me da lei e le fai le tue scuse. Io non posso permettermi il lusso di buttare i soldi dalla finestra. Peppini, vai a casa. Va buono, sì. Vincenzino, guanti e bastone. Pronto. Mi dispiace moltissimo, ma non posso accontentarti perché ne andrebbe di mezzo la mia dignità di uomo e di artista. Vuoi sapere che ti dico? Questo spettacolo in fondo non mi convince. Senza suoni, senza parole, senza colori. Con l'arte mi pare che abbia ben poco a che fare. Viva la faccia, tocca a pesce andare, amico mio. Guarda quella in pantaloni! Che volete che vi dica? Don Beppì voi lo conoscete meglio di chiunque altro. Don Salvatore è un tipo estroso, geniale, ma è un poco pazzo. E voi sperate di ottenere qualche cosa con le carte bollate. Non ha da perdere, e pensateci bene, Don Beppino, non serve a niente, è l'artista. Ma che artista, lasciatevi servire. Quello è un dilettante, in tutto. Non mi ha dato che guai. Compositore a tempo perso. Metterà in scena a Grazie. tempo perso, tutto a tempo perso. Questo è il vostro Salvatore Acierno. E io sono così fesso da dargli i soldi perché se la spassi. Avvocato, dare i soldi a un dilettante è come mettere una bomba in mano a una creatura. Ma fino a mo' non è scoppiata mai, È Don un Beppì. caso, un miracolo, una distrazione del Padre Eterno. Ma Gigliotti, avvocato, stiamo parlando, che avete da guardare? Ma dico, ce lo siamo dimenticati quando quell'incosciente se n'è andato a Milano a spese mie a studiare l'organizzazione del Palazzo del Ghiaccio. E se n'è ritornato dopo 1 anno con il progetto per una piscina. Una piscina, avvocato, a Napoli, con tutto questo mare. Colpa vostra, Don Beppino, non lo dovevate mandare a Milano. Voi non gli dovete dare retta ogni volta che si mette in testa certe strane idee, come il cinematografo. Tenetelo chiuso qua dentro a Don Salvatore, sentite a me, Don Beppino. Oh, che bella guagliona. Avvocato. Vieni, pesciolino mio diletto, vieni, noi faremo un amoretto insieme. Dai, vieni con me sul mare, quando stretti stretti sono il mare insieme. Don Beppino, dice il maestro come si deve regolare. Donna Serena ha detto che per ordine di Don Salvatore stasera cambia numero vabbè. e canta lì cancino. Io non mi scocciate, suonate quello che volete voi. Ma donna Zenobi dice che gliel'ha detto Don Salvatore di cantare lì cancino. A domandatela a lui, a Don Salvatore. E quello non ci sta, voi lo sapete Allora bene. tirate a sorte, fate Io quello ve che l'ho vi detto. pare. A me non mi importa. Io ve l'ho detto. Vi fanno e disfanno, io non ne so niente. E lui ci si diverte, lui. Lo vedete quei che mi combina? E sapete perché? Perché tutte le donne sono innamorate di lui. O lo sono o lo diventeranno. E siccome lui non può dire di no a nessuno. Ma perché fischiano a quella bella ciaciona? Bravo, bravissima! Olimpia mia, quanto sei bella! Bella assassina. Nel capriccio della danza insieme faremo l'amore con te. Che corpicino! Io sento che questo cinematografo sarà la mia rovina. Don Beppino, anche i guai peggiori possono essere vantaggiosi. La signora Lorelai è partita, ne siete sicuro? All'Excelsior non ci sta più. E allora abbandono di lavoro. Possiamo inviarle domani stesso una citazione per danni e pregiudizi. Basta che Don Salvatore sia d'accordo con parlate con me. Mio dolce tesoro!
brava, eh? Don Gennà, Olimpia ve ne sarà riconoscente. Speriamo. Serata d'ostrichi, Don Gennà. Bene, bene. Ma non so più concetta, ma solo li canci, scianto sa prediletta, avida voglieri, quando mi rebuttaia e chi vo può contà. A gente me menaie, mazzette in quantità. E chi mi piglia per francese? Mamma! Sono nato con te. Che bellezza! Chi mi piglia per francese? Chi mi piglia per spagnola? Sono nato con te mora, la metà coppa chi voglio. Chi mi piglia per francese? Chi mi piglia per spagnola? Mi sono nato con te mora, la metà coppa chi voglio. Caro bebè, che guarda fa? I quando rega te ma sente disturba. 3 sore, veccerelle, bene, appressa a me, ma fanno stelletelle per tinta sti caffè. Ma io sono una stella, voglio crescere. Solo una stella, ve faccio consolare. Chi mi piglia per francese? Chi mi piglia per spagnola? Mi sono nato con le donne, la metà come chi voglio. Chi mi piglia per francese? Chi mi piglia per spagnola? Sono nato con le donne. Chi voglio, caro bebè, che guarda fa, chi guarda da te ma sente disturba. Non ti avete paura che lascio E poi tengo poco, io sento parlare di me. Tu sei chiuso prima, Il capo arriva a capire, ma che se non mi importa, sa da sapere a ballare. Basta che veste corta, tutta se può aggiustare. Chi mi piglia per spagnola? Sono nato con te mora, la coppa chi voglio. Chi mi piglia per francese? Chi mi piglia per spagnola? Mi sono nato con te mora, la coppa chi voglio. Caro bebè, che guarda fa? I guarda che te mi sente disturba. Caro bebè, che guarda fa? I guarda che te mi sente disturba. C'era una scorrettezza. La mossa! La mossa! Si para, si para. Ci penso io. Restate qua. Questo sconcio deve finire. Gennari, cornutone! Tiro di mano, tiro! Regno d'Italia, notifica di citazione contro... avvocato. Con questa citazione per danni contro la signora per inadempienza contrattuale, voi state a posto. Manca soltanto la firma. Donna Teresa, siete una ciaciona! Questo è per voi, screanzato, morte fame, un sapatone, scorpione. Oh, scusate tanto, non era per voi. Ma prego. Siete sempre più bella quando va arrabbiata, donna Teresina. Andate a dirla alla sorella vostra, un'altra volta che vi permettete che a me guardi. Oh. No, dimmi se non lo tirano un fiere pastirà, chi lo guappa i carzoni. E voi che volete? Perché mi guardate, eh? Voi avete sentito, avvocato, voi che volete? Lasciamo perdere, lasciamo perdere. Siamo tanto a faticare, è qui tutto un teatro. A parte rinda, via! Don Cicci, qua ci perdete il tempo perché le ragazze mie sono tutte oneste, avete capito? Andiamo dentro, a faticare, su, sbrigatevi! A così vi sto perdere giornata, Hai da faticare, capito? Avanti! Se non se ne va, o spregio.
Dove sta? Non si può. Per me si può sempre. Vi ho detto che non si può. Belle mamma, fienda, che ci vediamo posto. Ora voi ci vedete da Beppi, ma che volete da... No, ci sono prima io. Non mi seccare. Chiedere un aiuto urgentissimo a mio cugino. Quello si arrabbia. E che mi importa se si arrabbia? Mi sono tanto arrabbiato io. Don Salvatore! Oh, Don Peppino carissimo, come va? Avvocato, buongiorno. Buona giornata, Ma che si è fatto Salvatore. tardi? No, il sole è ancora basso. Tu sei un cretino, perché non mi hai chiamato? Ma me l'avete ordinato voi. Ma lo sai che devo andare a lavorare, no? Va bene. Accomodatevi. O forse è meglio che aspettate qua 5 minuti. No, entriamo. Va bene, entrate. Venite. Avvocato, Qui bisogna girare. Ma qui non c'è più niente da girare. Da questo momento in poi l'unica cosa che gireremo in lungo e in largo saranno i tribunali. E così la finiremo con questo cinematografo, che dopo tutto ha stancato anche me. Avevi Ma ragione. tu sei uscito pazzo. E voi che volete? Dategli qualche cosa, Don Peppi, poi facciamo tutto un conto. Sì, facciamo tutto Ma un è possibile, dico io, andare avanti a mantenere tanti mangiafranchi sfaticati? Così? Già tengo in casa vostro figlio, già deve venire a faticare. E che se ne fatica? E ne facciamo di strada per venire da voi. Ma non vi troviamo mai. E quando poi ci siete, avete visite. Già deve venire. Sì. Subito, non vi arrabbiate. Andiamo. Don Salvatore, vogliamo parlare di cose serie. Ma insomma, vogliamo capire che si fa tardi e dobbiamo andare a lavorare. Ma che lavorare? Don Peppi, io sto difendendo i vostri interessi. Don Salvatore, io gli interessi miei me li difendo da me. Qui la pellicola non si fa più. Ma come non si fa più? Ma qui ne va di mezzo il mio onore, la mia reputazione di artista. Colpa vostra. Mia. Sì, signore, colpa vostra e della signora Lorelai, la quale partendo si è data la zappa sui piedi e ci ha messo in condizioni di farle una bella causetta per danni. Ma che causa? Ma che causa? Ma che carte bollate, avvocato? Voi qui non c'entrate proprio niente. Io sono qua solamente perché mi hai chiamato Don Peppino. Don Salvatore, io voglio ricoprirmi delle mie spese che grazie a Dio non... Bonjour, monsieur. Bonjour. Mais che plaisir rivedere mio caro amico Don Peppino. Su, venite qua. Abbiamo grandi sorprese per voi. Salvatore, non è stupendo che loro venuti a trovare noi? Potevi almeno vestirti, cara, no? Oh, Come vedete, la signora non è partita. Don Peppino, non conoscete anima di artisti? Non capire, abbiamo lavorato. Ah, avete lavorato? Tutta sera, tutta notte lui approfondito il mio personaggio, noi scandagliato tutte possibilità, non trascurato niente dettaglio. Ah, sì, non ci è sfuggito niente. Non gli è sfuggito niente. Noi fatto tutto serio. Sono stanca, ma cosa non farei per arte? Ora io c'era in sue mani. N'est-ce pas, mon Salvatore? Come vi capisco, madame. Don Peppino, voi non potete comprendere. Quando due grandi artisti come noi si incontrano, niente e nulla può dividere. Oh, facciamo lui leggere qualche scena. Regno d'Italia notifica città... Oh, pardon. Ma prego. Vai a prepararti, cara, lo sai che ci stanno aspettando? No, non mi aspetta nessuno. Beh, questo lo vediamo dopo. Vai, cara. Sarò pronta in un momento. Che sua vita così bella. Sarà una meravigliosa pellicola, Don Peppino. Che faccia tosta. Effettivamente abbiamo sviscerato il soggetto. Adesso sì che mi sento proprio sicuro di me, di lei, della storia. Faremo una grande cosa, Don Peppì. No, caro mio, è tardi. Ma che tardi? Licenziati tutti. Sparita lei, spariti tutti. Ma che spariti? Ma dove? Io sono qua, Lorelai pure. A voi vi vedo? Sì, ma non per molto. Ieri vi sono andato trovando per tutta Napoli. All'Excelsior voi non c'eravate. E mi hanno detto che la signora era partita. Visto questo, io ho preso i miei provvedimenti. Voi siete pazzo? Voi siete un visionario? Avvocato, mi pare che non ci sia nessun provvedimento da prendere, no? Ecco, bello. Anzi, mi dovete ringraziare, sì signore, perché io ho perso il mio tempo libero a fare qualche cosa di utile per la vostra impresa. E io dovrei ringraziare a te. No, adesso no, mo mi vado a vestire. Scusate, avvocato. È casa vostra, Don Salvatore. Non vi lasciate suggestionare, bisogna agire. No, inventa quello che vuoi tu. Provoca un disastro, una catastrofe.
Non ti dovrebbe essere difficile, sei un maestro in queste cose e fai in modo che la pellicola non si faccia. Non è un affare, è una delusione e basta, sono parole tue. Sì, l'ho detto in un momento di depressione, in un artista è compatibilissimo, ma adesso, Don Peppì, sono tranquillo. Sono tranquillo perché sento di avere in mano il capolavoro. Me lo sento, Don Peppì, ce l'ho qua. Salvatore, sono tanti anni che mi dici queste cose. Non è vero? Quando ho parlato così, se l'ho fatto... Come se l'hai fatto? Mentivo per non scoraggiarvi, ma questa volta sono sincero. Sono sicuro di avere in mano il capolavoro. Cambio tutte cose. Peppinier! Saranno tutti personaggi presi dalla vita, niente artificio, tutto crudo, spietato, reale. Avvisa Armadillo Ligino che tra poco io sono sul posto di lavoro con la signora. Non voglio più il parco, hai capito? La scena si svolge per la strada, in uno spiazzo triste e deserto del porto. Niente levrieri, niente marsine. Si devono trovare tutti a sedile di porto. Vai, corri! Babbo! È la storia, Don Peppì, di due amanti che hanno paura di essere sorpresi. Mi seguite, avvocato? La contessa è amante e vittima di un guappo. Peppinier! Peppinier, di a Luigino che si vesta da guappo. Babbo, come? Vedrete una nuova Lorelai. Fino adesso è stata una caricatura di donna, d'ora in poi sarà una donna vera, abbrutita fino alla demenza, schiava di una passione che farà di lei una mendicante dell'amore. Tra mezz'ora si gira. È pazzo. Andiamo. Cretini, non sanno ancora chi è Don Salvatore Asierno. Su, vestiti, andiamo a lavorare. Ma che cos'è? Sto pensando. A chi? A me. Amore mio. Non mi toccare. Che ti prende? Si può sapere che cosa ti prende? Tu vuoi rovinare mia carriera. Ma non vincerai. Ma che vai dicendo? Io ho sentito tutto. Brutta, senza levrieri, mendica d'amore. Io Lorelai. Non sono una vera donna. Questa notte tu non pensavi così? O hai già dimenticato? Ma insomma, lascia che ti spieghi. Io voglio rinnovarti. Tu hai uno stile superato, falso. Io capisco te bene. Tu sei falso, sei bugiardo. Ma perché mi torturi? Io non solo grande stile, sono anche donna. Sul cinema, nella vita, uomini hanno mendicato mio amore, si sono torturato, ucciso per vedermi una minuta. Grande genio, Gabriele D'Annunzio, che tu non degno nominare quando ho visto me recitare a pianto. Poveretto. Scusami, cara, è meglio essere sinceri una volta almeno nella vita. Io ho un grande rispetto per la sensibilità di un artista. Il fatto è che non credo che tu sia un artista. Come tu osi? No, non te la prendere a male. Tu hai tutta la mia simpatia, tutta la mia solidarietà. E mi pare di avertelo dimostrato, no? Ma vedi, tu reciti soltanto con il tuo fascino, mia cara. Tu dire valgo solo per mio fascino. No, io penso che tu vali qualche cosa, come tante altre, per quel poco che il direttore riesce a fare di te. Una bella donna qualsiasi presa per la strada saprebbe fare altrettanto. Una qualsiasi? Ma certamente. Come spieghi allora successo Lorelai? Beh, tu sei una donna in gamba che ha avuto fortuna per vari motivi, non ultimo una certa generosità bene amministrata. Perché tu non dici più chiaro quello che pensi? No, io volevo dire soltanto che tu non Ho potresti... capito molto bene quello che volevi dire. Non sono donna qualsiasi. Io ora tue parole non mi incantano più. Ecco. E ora va via. Va fuori! Se io non sono una vera donna, tu non potere vedere me nuda. Ferdinand, si chiude la capitaneria. Ecco, come ci sono giù. E che fa? Ti ho avuto di Intanto che sto non so io, Avvocato, è per disgraziato che non si vede. Hai visto? Che schifezzi lo scoff. E chi? È arrivato un Salvatore! È arrivato un Salvatore da signore! Hai da vedere che bella macchina che tiene! Sta là! Don Peppì. Armandi, fammi un favore, fatti trovare pronto. Dobbiamo girare questa scena in un'ora. E non si prova. Vi siete già divertiti abbastanza ieri. Andrea, sì. Subito, oggi abbiamo una brutta giornata. Perché?
linea vincita stanno. Armandina, macchina, mettila lì, dietro voglio vedere i sottoposti. Sì, signora! Presto, presto. Andiamo. Ippolito, andiamo. Va bene, va bene. Vogliamo lavorare o ci vogliamo riposare? E cammina! Sì, 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 sì. Per gli obiettivi che facilmente si possono portare. Ecco. Allargano un poco sta zona. Agli ordini, Don Salvatore. Bravo, Luigi. Così. Va bene. Che così? Fino a qua. Dai che. Ippolito. Adesso vi spiego la scena. Dunque, la contessa resta ferma qui, spaventata e in attesa. Ha paura dello scandalo. Tu, Luigino, vieni dalla trattoria e ti fermi qui alle sue spalle. Vedi questo segno qua? Sì, sì. Lei invece si muove solamente quando glielo dico io. Va bene. Pronti? Siamo qua. Tu, stai un po' su con le spalle, da signora, su. Sei una nobile, una contessa. Entendu, mademoiselle? Merci. Armadei, Iam. Sì, signor. Voi permettete? Luigino Esposito. Curcio Teresa. E che è quella cosa là? Ecco, benissimo. Facciamo una sola Ma che- prova che e è poi quella cominciamo. cosa? Vai, Luigi. Vado. Ricordati, è da guappo, devi sedurla col tuo fascino. Sì, signore. Comincio? Signori, non stia così dura, più dolce, più tranquilla. Luigi, mi raccomando a te, parlale d'amore. 1, 2, 3, qua. Signorina, no, così no, Ti ho chiesto che è quella cosa appiccicata al muro. Ti sembra questo il momento di creare difficoltà? Ti ho salvato dall'inferno. Dunque, signori, adesso è il momento che lo può guardare negli occhi. 33. Che decide? Così. Per favore, via di là, per favore, Per Don Peppino. favore. Armandino. Ti domando che è quella porcheria. A me mi sta bene, che ti sembra a te? Che vuoi dammi il quadro ci sta. Va bene, allora tutti pronti? Pronti? Fermi tutti! Sentite a me, Lorelai è una pazza. E io non voglio compromettere il mio capolavoro per una pazza e una isterica. Avete capito? Io non ho bisogno né della sua faccia né della sua arte, l'ho licenziata. Ah, l'hai licenziata? Fai come ti pare, la cacci via, la riprendi senza consultarmi. Dà retta a me, corri ai giornali e fa uno scandalo. Dì a mio nome che Lorelai non è mai stata e non sarà mai un artista. Annuncia pure che questa pellicola segnerà la nascita di un nuovo astro. Una ragazza molto più giovane, molto più bella, molto più intelligente di Lorelai e che tiene un grande nome. E dove se l'è fatto il nome? Nei posti che frequenti tu? Don Salvatore, e adesso che facciamo? Continuate, fate tutta la prova un'altra volta e tu, Luigino, guappo, guappo! Ho capito, guappo. State bene attento, avvocato, che questo mi vuole incastrare. Bravi. È un'aristocratica, sangue blu. Tiene un nome grande e antico come il mondo. È scappata da casa per una storia d'amore. Quando sui giornali... Come ne importa dei giornali? Come non te ne importa? Allora non hai capito niente, allora sei tu il pazzo. Stammi a sentire. Il cinematografo sarà soltanto una questione di pubblicità. Se la pellicola è bella o brutta non ha nessuna importanza. L'importante è che se ne parli. Che la gente vada a vederla. Mamma mia. Ho ottenuto questo risultato. Che ti importa se quella cosa lì, come tu inopportunamente ti permetti di chiamarla, sia conosciuta o no? Lo sarà. No? Perché in un giorno solo la vedranno più spettatori di quanti non hanno visto Eleonora Duse in 30 anni di carriera. Lasciatemi servire, Don Peppino. Don Salvatore, che devo fare qua? Ma te l'ho detto, no? E quella piange. Piange? Ma è quello che ci vuole. Giriamo, subito, pronti lì. Via. Luigino, vai. Ecco, adesso parlale. 31, Di quello che vuoi. 33, 34, 35, 36, 37. Non ci capisco niente, ma quella io la conosco. Dove l'ho vista? 55, È una principessa, vedi? 53 oviecchia, 13. Signorina, lo guardi bene negli occhi. 18 posando. Ecco così. E 90 fa paura. Benissimo, benissimo. 23 oscene. E adesso rida. 38 ammazzata, 48 morte che palle. Rida! 88 ambusciature. Ecco. Basta. Rideva. Rideva. Quella non ride più. E manco tu. Rivediamo, Luigi. Vabbè. Con tutto il rispetto, Don Salvatore, questo non si muove. Ci rivediamo in tribunale. Però sia ben chiaro che ti stai divertendo a tue spese. Io non pago più. Calmate, mamma mia, Vede? viene un colpo. Mascalzone. Beh, dimmi un po'. Ti è piaciuto questo lavoro? Beh, ma che fai? Che stai facendo?
M'avete vestito come una bambola. M'avete portato in mezzo a tutta quella gente che mi guardava come se io fossi stata una povera scema. Mi avete detto di non parlare e io non ho parlato. Ma adesso vi dico basta, o teatro è fornuto. Ma lo sai quante donne vorrebbero essere al posto tuo? Io appena ti ho vista ho detto, eccola qui, questa sì che è una ragazza piena di temperamento. Si mangia tutte le Lorelai della terra. E credimi, quando io ho questa sensazione, la prima volta che vedo una donna vuol dire che... Hai capito? Sono 5 anni che mi vedete. Io? Sono 5 anni che lavoro alla stireria vicino casa vostra e che vi porto sempre camicie e colletti inamidati. Ma tu 5 anni fa eri piccerella così. Già, allora sono cresciuto tutta stanotte. Sei offesa perché non ti ho notato prima, eh? Sì, hai ragione, ti domando perdono. Perché fino a stamattina non avete avuto bisogno di me. Sei un bel tipo, piccerello, sai? E vabbè, ho avuto bisogno di te. Vedi, io non so se sono un vero artista. O forse lo sono. Non ti so neppure spiegare che cosa mi succede quando mi viene un'idea. Deve essere l'ispirazione. È una sensazione bellissima, una specie di febbre. Il guaio è che poi io non so realizzare le mie idee. E allora per nascondere questa verità, a me e agli altri combino un sacco di pasticci. Poi le idee spariscono e rimangono solo i pasticci. Allora, adorabile pasticcio mio, mi vuoi aiutare? Se resti, sarai pagata. Mi fai un piacere e forse ce la caveremo, ma se te ne vai... Ma io non so ci fa niente. Comincia a stare dritta con la schiena. Se non stai dritta nessuno ci crede che sei un artista. Sei un disastro. Vieni avanti, vieni. Nello sportello. Sì, domattina alle 9, davanti a casa mia. Sì, il cappello e l'ombrello. Vai a sciupare il vestito che ti serve domani. Arrivederci. Arrivederci. Bello come chic. Chi l'avrebbe detto che fino a ieri era una come a noi? Aspettate, non mi tirate, ora vi racconto tutto, ma aspettate un momento. Io quella la conosco. Non riesco a ricordarmi dove l'ho veduta, ma quella la conosco. L'avrete vista al circolo. Armandi, portati la pellicola. Gennari, agli ordini. Muovete. Tira un telone. Già fatto. Bellissimo, Va bene, va Don bene. Peppino. Cavaliere, posso incominciare? Fate pure. E allora? Io di pellicola non ne capisco niente, però questo mi sembra un bel lavoro. Voi dite? Ah, questi stanno inguaiati, un bapì. Collegio. Perciò se voi riprendete in pugno l'affare, una volta abolita la spesa della prima donna... È quello che sto cercando di fare. Don Peppì, per carità, abbiate pazienza, avvocato. Non voglio guai con Don Salvatore. Mi raccomando, non deve sapere niente di sé. Se no sono inguaiato. No, naturalmente, perché l'affare sia un affare bisogna che i giornali parlino di questa nobildonna. Dovete appurare chi è. Se vi dico che con Don Salvatore non ci parlo. È bellissima. Oppure le fossette. Avvocato, svegliatevi, qui stiamo parlando di affari seri. Scusate, Don Peppì, ma io di fronte all'arte non capisco più niente. Ma perfido destino, un uomo non ce l'ho. Forse schiattare, state zitti, figli e buona mamma. Sì. Dammi a sentire. Mettici molto sentimento, molta passione. Finalmente hai rotto i ponti col tuo ceto, hai lasciato il tuo mondo, non sei più una contessa. Sei una fragile donna sperduta, innamorata, disposta a tutto, anche allo scandalo, pur di raggiungere il tuo amore. Hai capito? Ippolito, che fai? Li vai via. E mo va.
Adesso, per la prima volta, sentimi bene, sei sola con lui. Ma dammi questa sensazione, fammi vedere questo turbamento. Abbandonati all'abbraccio, così, capito? Semplice, no? Osservatore, un ritratto pure a noi! Silenzio là! Avvocato bello! Buongiorno. Musica. Andiamo, Luigi. Facciamo una prova. Avete visto l'avvocato? Proviamo una volta sola e poi giriamo. Avanti, Luigi. Vabbè, non Salvatore. Don Salvatore, mi raccomando, l'avvocato vuole parlarvi della pellicola e ricordatevi che dentro ci stanno tutti i soldi nostri, ci stanno. Si può sapere che succede, eh? Luigi! Ma che sta scappa? A cara scappa. Ferma la musica. Signorina Teresa, mi permetto di ricordarvi che dare un bacio in pubblico per ragioni artistiche è cosa molto, ma molto più nobile e più lecita. Metti al tuo posto, Luigi, di quella che fate voi in privato chissà quante volte al giorno, eh? Avanti, da capo, ricominciamo. Adesso a posto, Tere, mi raccomando, facciamo un'altra prova. Mi avete capito? Ah, ringraziamo Dio onnipotente. Avvocato carissimo, è molto tempo che aspettate. No, qualche minuto, soltanto qualche minuto. Vorrei parlarvi quando siete comodo. Don Peppino mi ha detto che vorrebbe riprendere a finanziare la vostra pellicola. Ah, sì? Ah, siamo pronti? Bravi. Vai con la musica, Peppino. Andiamo, Luigi, coraggio. Vai verso di lei, eh? Sì. Pensa che sono anni che aspetti questo momento. Sì. È una contessa, una signora. Tu sei un guapo, quindi tremante, appassionato. Sì, sì. E stringila. E stringila! No! La maledizione! Ma io che ci posso fare? È lei che... Scusate, avvocato, ci vediamo questa sera alle 9 a casa Sì. mia, eh? Abbiate pazienza. Alle 9, Don Salvatore? I miei rispetti? Meglio così, più aspettano e più pagano. Quelli sono come i polipi, sanno cuocere con l'acqua all'ora. Si può sapere che ti prende, eh? Ma quello lì io non l'abbraccio. Ma perché tu lo fai apposta? Tu mi vuoi rovinare? Io non voglio fare dispietto a nessuno, ma quello lì non l'abbraccio. Ma perché? È un bel giovane. Ma che tira la lebbra? E poi quando un artista sta sul lavoro, tu devi capire che... Non è questo, è che io abbraccio solo il fidanzato mio. Ah, e glielo dici al fidanzato tuo che è tutta una finzione, che ti ho obbligata io, eh? Che ti ho presa a schiaffi, va bene? Ma a chi lo dico? Io il fidanzato non ce l'ho. Non ce l'ho mai avuto. Ma veramente? Tu non te ne proprio a nessuno, eh? Che volete voi? Via, andate via di là. Che carattere, Luigi, mamma mia, ma che te? Ti faccio vedere io come si fa, eh? Vai con la musica per finire. Dunque, sentimi bene, qua vicino a te si sta il tuo amore. Tu lo stai aspettando ansiosa, trepidante, innamorata. Lui si avvicina a te, così, e fa per abbracciarti. Ah, no, ma com'è possibile? Ma com'è possibile? Tu non hai ancora l'innamorato tuo? Oh, non l'hai voluto? È così? Ah, ho capito. Tu aspetti un uomo che ti sposi e al quale vorrai bene per tutta la tua vita. Ho ragione, no? Dunque esistono ancora ragazze come a te, belle e sole, in mezzo a tanti uomini che se le mangiano con gli occhi e riescono così a difendersi non si sa come. Dunque stammi bene a sentire, guarda, tu adesso ti fai abbracciare e ti fai baciare da Don Luigino, perché il bacio di Don Luigino non conta, te lo giuro. Tu chiudi gli occhi e fai conto invece di farti baciare durante il sogno dall'innamorato tuo, eh? Non mi direi che neanche in sogno tu hai mai baciato nessuno, no? Non ci crederei. Non ci crederei perché non è possibile. Sì, in sogno sì. Chi? Senti, piacere, ma è proprio vero. Mi hai sognato davvero. Allora, Teresa, questo bacio che mi ha dato in sogno, me lo devi dare ora, è mio. Mi spetta. Hai capito? Osservatore, ma piace pure a me, lei! Vattene, Luigi. Stasera stiamo insieme, piacere. Oh no, no. No, non mi dire di no, ti venga a pigliare, ce ne andiamo dove vuoi tu. Io e te soli, alle 9. Aspettami, verrò. Il bacio più bello della vita mia. Alle 9.
Siamo intesi. Hai capito tutto, no? Luigino, pronto? Adesso rifacciamo la scena bene, eh? No, dunque, mettiti qua. Attenzione, hai visto tutto, vero? Ma che l'avete detto? Tu non ti impicciare, siamo pronti? Oh, Luigino, di quello che vuoi tu, eh? Musica! Via! Contessa, guardatemi, contessa. Edi. Guarda che deve venire l'avvocato. Subito. Quando arriva lo fai aspettare in salotto. Va buono. I colletti, dove stanno i colletti? Stanno qua. Stiamo a sentire. Prima che te ne vai, devi mettere un poco di ordine qua dentro perché stasera può darsi che tengo visite. Ho capito. Che hai capito? Ho capito. Non hai capito proprio niente. Va bene, non ho capito niente. Però sti film l'hanno sparito. Peppenier. Peppenier! Lo sai che si è scranzato forte? Stupido, vai ad aprire l'avvocato. E mo ci vado. Via, sciandosa. Che c'è? Mi vuoi spiegare? Non è l'avvocato. E chi è? Salvatore? Che bella sorpresa, signora. Mi scusi. Accompagna il signore in salotto. Finisco di vestirmi e vengo subito. Spero di non disturbare. Tu aspetti qualcuno? Sì, sto aspettando il mio avvocato, anzi mi rincresce moltissimo, ma appena arriva devo uscire con lui per una cosa importantissima. Oh, con questo tempaccio non credo che verrà l'avvocato. Quando viene l'avvocato, lo fai passare in salotto per cortesia, non qua. Questa è la mia camera da letto. Non è una piazza, capito? Salvatore? Tu aspetti una donna? Ma no, ma che idea. Sto veramente aspettando l'avvocato e poi lo vedrà con i suoi stessi occhi. Io capisco benissimo, ma io credo con un grande artista come te. Avvocato può aspettare. Avvocati sono fatto per aspettare. Io invece ho una cosa molto importante da dire. Quando è arrivata? In che cosa posso esserle utile? Oh, Salvatore, non essere volgare. Non voglio mai nulla dagli uomini. Sono venuta per farti una proposta molto importante. A me? Oh. Non qui. Non posso parlare di affari qui. Troppi ricordi. Non mi hai ancora detto in che cosa posso esserti utile? Mi dai del tu. Oh, così mi piace parlare. Senti, cara. Oh, tesoro, tu non sai che sensazione mi dà sentirti parlare con tanto calore. Dopotutto non siamo estranei. Non vorrei sembrarti scortese, ma siamo tutti e due tutt'altro che borghesi. E certe cose ce le possiamo dire. Non c'è stato nessun romanzo d'amore tra noi, siamo sinceri. Questa è vera sincerità. D'accordo, non c'è stato romanzo d'amore, ma con questo non posso vedere buttare tuo talento. A tua età a lavorare, senza tutti i soldi, senza collaboratori, come dilettante. Oh, sì, tua pellicola potrà anche essere successo, ma è molto più probabile che è un catastrofe. E tu cadrai nel ridicolo. Oh, Salvatore, credi vraiment che io tornata a Napoli per tua pellicola? Non capisci cosa vorrei fare con te, con tuo genio, con tue idee moderne. Oh, io non posso declassarmi. Qui il tuo lavoro è con piccoli disgraziati, mentre con tue idee noi possiamo conquistare tutto il mondo. Tue grandi idee e moi. Lascia, giovane donne. Che valore possono avere quando tu portato a letto dopo poche notti non sai come liberarti? O forse tu già così vecchio da innamorarti sul serio. Non credo. Io non ti propongo un romanzo di amore.
Mio amante è a Parigi, pronta produzione, mia prossima pellicola. I contratti sono già firmati. Manca solo nome directeur. Con unione di nostri talenti noi potremo formare coppia imbattibile. Questa è mia proposta, chérie. Mondo intero dovrà stare ai nostri piedi. Oui, oui. Signorini, siete sola? Gradireste compagnia? Siamo gente per bene, signori. Con noi vi divertirete. Uè, ma vuoi che volete? Compagnia, non compagnia. Beh, calmane voi. Via, te che avete sbagliato parlare. Scusate tanto, scusa. Non si sai fare. Se promettevi sì, che purissimo stavamo in compagnia che la bella voglio. Vieni a casa. Tanto a strada, vedi lo stesso. Qua stai seduto e non ti bagni. Sa? Sì. Povera vecchiarella. Teresi, dai un go. Avanti, signora, avete Ma io ne più disgraziati di me. Fate tocca! Don Salvatore, ma cosa dite? Ci volete abbandonare proprio adesso che Don Peppino è deciso a darvi tutto. Don Peppino è contentissimo della principessa, ha visto la proiezione e vi posso Ma assicurare... che principessa, Armandì? Quella fa la stiratrice a Vicolo Nardone. Voi che dite? Io tengo i capelli bianchi e non posso passare come una creatura. E i debiti chi li paga? E Don Peppino? E noi cosa facciamo senza di voi? Io con Don Peppino non ho niente a che vedere, i debiti sono miei. Non sono i primi, non saranno gli ultimi. E un giorno o l'altro pagherò. Armandì, ti posso lasciare questi pochi soldi. Arrangiati. Arrivederci. Don Salvatore. Tanto è buono. Arrivederci, signore. Don Salvatore. Tanto è buono. Don Salvatore. Don Salvatore, non ci abbandonate. Siamo Gesù, guarda. Fate tocca. Se la pellicola se la comprava Don Peppino, adesso che Don Salvatore ci ha lasciati... Sentite, principessa, voi ci avete le vostre delusioni e tante belle cose, ma io tengo una famiglia numerosa che deve mangiare e voi ci dovete aiutare. Se terminiamo la pellicola e poi la vendiamo per conto nostro, noi paghiamo i debiti e ci paghiamo noi stessi, ci paghiamo. È una parola, poi finisce che non vendiamo niente. I debiti aumentano e ci mettono dentro a tutti quanti. Sto facendo perdoniamo con cinematografo e non c'è su quelle femmine svergognate del caffè Santà e poi fa pure un cinematografo. Lo vedete che vita? Terry, bisogna che mi aiutate. Io vi dico la verità, sono proprio contento che siete una poveretta come noi. A parte quello che vorrebbe Don Peppino. Quello è un vero e proprio chic, tutto gonfio perché lo ricevono in società. Ma io lo so perché lo ricevono, perché da denaro a interesse lo obbligano a fare il ruffiano. Donna Terry, sentitemi bene. La pellicola so io a chi venderla. Tengo un amico nella capitale. Io ho un'idea, una grande idea da grande artista. Con una scena soltanto la storia si conclude, ve lo giuro. A che stai pensando, Armandì? Basta che vi uccidete e si risolve tutto. Siete apollonico. Allora, donna Teresa, ci siamo capiti? Voi entrate camminando nell'acqua, poi vi voltate verso la villa come per dare l'ultimo addio. E mi raccomando le lacrime, Dovete guardare in alto, verso il tendone. Sì. Ricordatevi, dopo che avete visto la villa vostra e che vi siete girate, e dopo che avete pianto, continuate a camminare nell'acqua fino a che non vi arriva qua. Tieni sto ombrello, voglio.
Non abbiate paura. Ci siamo qui noi a salvarvi, donna Terè. Coraggio, donna Terè. Via! Andate! Così, piano piano. Brava! Camminate verso la morte. Fatelo per tutti noi. Donna Terè, fatevi coraggio e ricordatevi che l'ultimo addio alla villa vostra, chi ha visto trionfare il vostro amore. Brava! Ecco, appena ve lo dico io, guardate là verso il ponte. Il vostro sguardo è l'ultimo addio che date a un uomo che vi disprezza. Ecco, ora voltatevi. Così, guardate la villa vostra, dove avete amato, goduto. È un colpo al cuore, non potreste... Non è vero, sei stupenda. Se io credimi, resto ancora stupenda. sotto questo sole io divento brutta. Ma sei solo di Napoli, fa belli tutti. Ma io non ci sono abituata. Oh, hai visto chi c'è? Beh, donna Terè, che fate? Che campate a fare? Muovetevi! Su! Camminate! Andate avanti! Ecco, brava, piangete! Così! Brava! Andate sempre avanti! Brava! Andate sempre avanti, donna Terè! Continuate a camminare nel mare! Più avanti! Verso la morte! L'acqua deve ingoiarvi! Verso la morte! L'acqua deve ingoiarvi, donna Terè! Coraggio, avanti! Coraggio! Voi volete morire! La vita ora non vi offre più niente! Non vi offre più niente, donna Terè! State zitto, Luigi! Ecco, giù! Sotto! Brava! S'affoga! Silenzio! Oddio! Capite la scena! Lavatevi la niente! Luigi, Dio da niente! Mai guardate tutte cose! Mai camminato! Luigi, che hai fatto? State calma, Terè. Se non state calma mi fate stare male pure a me. No, questo non è mestiere per me. Io mi sento morire. Io non sono un'attrice e poi questo vestito addosso mi sento addirittura male. Mi sta stretto. Ma non fate così. Coraggio. State bene, siete bella. Vicino a voi mi sento in paradiso. Il rimorso. Andiamo via, Luigi. Io qui non ci resisto. Ho paura della luce. Cavaliere, che affare hai da fatto? Sentite, sentite. Si soffiano il naso, piangono. Non quell'amore. A chi state pensando, Teresa? A nessuno, Luigi. Fare così, cara. Troppo tardi. Solo il convento vi ridarà la pace. Ma a chi il convento? A lui o a lei? Lì? A lui, no? Ma sei cretina.
alla scala! Cuglia il Marcuglia alla scala! È un momento. La strage del Sarasciatti, l'11° bersaglieri decimato. Amiche a cena, grande avvenimento. Genova mantata dalla neve. E non facciamo morire. Se tutte esaurite, hanno un gelo. Uffa, no, non mi scuccia. Io voglio vedere, Hai capito? Ma votiamo visto che figli tu sta pellicola, già vedrei pure io. E poi sta gara, 30 centesimi alla platea. Ma che non un capolavoro? Sì, un capolavoro. Teresa Curcio, io la conosco, sì, assaggia. Stai caso, vi che Nardone. Ma perché ve la mandate? Il proprio camera dovevano mettere. Che volete che vi dica? Ve lo meritate, Don Peppino. Pensare che questo poteva essere il più bello affare della vita mia. Ma quello che mi fa rabbia è che Armandino se l'è venduto per un pezzo di pane, una miseria. E io devo stare qui a rodermi il fegato col teatro mezzo vuoto. E mi hanno aumentato le tasse. Don Peppino, ma c'è rimedio a tutto. Sfruttate questo successo, fate un'altra pellicola. Chiamate Teresa, dovrebbe avere un poco di gratitudine per voi. No, io devo fare il mestiere mio, le carte non sbagliano. Me l'ha detto donna Carmela. Una cosa però la posso fare. È un'idea. Questa sì che è un'idea. Buonasera. Buonasera, Marchese. È un'idea che vale una fortuna. E se non accetta? Accetterà. E l'affare è fatto. Avvocato, ho preso una cinquina. Buonasera. Nuove? Avvocato, la vostra età fate ancora il mandrillo, mamma mia. Don Peppino. Scusate, voi così mi offendete. Ecco, io sto parlando di una cosa tanto seria e voi guardate le donne. Avvocato, voi mi dovete scritturare Teresa Curcio. Noi dobbiamo sfruttare il suo successo. Qui la vedono in cinematografia. E da me la vedono viva, in carne ed ossa. Basta che entri in scena con un bel vestito, la gente viene. Ve lo garantisco io, avvocato. Ma voi siete uscito pazzo. Quella ha rifiutato 3 pellicole a Roma. Teresa Curcio non accetterà mai. Come potete sperare che venga a lavorare con voi se non vi può soffrire? Ma di fronte agli affari... Don Bappi. Che vuoi? Mi manda donna Carmela per farvi sapere corre di cuori, è arrivato. Avvocato, andiamo alla pensione. E io invece ci penserei. Con tutta la gratitudine che mi deve, non ci possono essere dubbi. Non posso pensare che stavolta mi dice no. Non ci posso proprio pensare, figliozzi mio. Ecco il boa, donna Carmela. Vesti mia Mimì che viene a teatro con noi. Sì, signora. Don Ciccio mio, Mimì viene subito. Non dovete correre troppo, che ella è una guagliona sensibile. Date tempo al tempo. Non me ne pentirete, donna Carmela, so il mio dovere. Ah, è tanto emozionata, povera piccerella. Tutte così. E poi? Su, pupetta, è la serata vostra, sorridete. Ci sarà lui a proteggerti. Tu non parla mai, eh? Ricordate che ti chiamano Ninonno, solamente Ninonno. Buonasera a tutti, buonasera. Che succede? Don Salvatore. Io già sapevo che ci sta sotto a questa storia. Senza un secondo fine Don Peppino non mi mandava a chiamare, lo conosco bene. È troppo mascalzone. E io mi permetto di ricordarvi che siete voi a stare in torto ingiustamente con Don Peppino. Voi lo avete inguaiato con quella pellicola. E pensare che a quest'ora potevate essere ricchi tutte e due. Avvocato, io non sono un fesso e vi dico che so benissimo perché Don Peppino e Pozzuoli se cala e brache manda il signor avvocato a implorarvi di andare da lui. Ma non esageriamo, Don Salvatore. Io non imploro nessuno. Ho solamente detto che Don Peppino ha saputo che sono andato a Parigi e che tengo una grande idea. Pure voi. E Don Peppino ha bisogno della mia idea. Nuova? Ah, questa. Questa è parigina autentica. Don Salvatore, voi sapete che io sono qua per motivi puramente professionali. Chiamarmi sento da tutti quelli che volete permetto. Oltre a me non in accento mi fanno ronde non so dir perché. Non so dar
Don Salvatore dice che qui ci deve essere la pianta del teatro. È vero che buttate giù il teatro, Don Papì? La faccia toglia, ma dove sta Don Salvatore? Sta un po' palcoscenico che sta pigliando in misura. Sì. E che scorfa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 metri. Ma... Buonasera. Io ancora non so che profondità tiene questo palcoscenico. Serenella mia! Salvatore caro! Senza voi che è uno schifo, lasciatevi guardare, né? Ma vi siete fatto bello assai! Parigi! Devo scappare che tengo un numero, lo dedico proprio a voi. Don Peppì! Buon lavoro, eh? A dove sta che la stracenata che sta pigliando a busto mia? A dove sta? Andiamo Maluccio, eh? No, anzi oggi è venerdì e... È un pianto da quando ti hanno levato la mossa. Don Salvatore, vogliamo parlare un momento? Prima devo vedere se vi è possibile. Possibile che? E tu hai detto che vorresti fare il mio spettacolo alla francese, quello che ho in mente qui da te, è vero? Ma prima di parlare delle condizioni devo vedere se mi è possibile farlo. Sì, perché... Vedi, qui bisogna buttare giù tutto, chiamare architetti, pittori, aggiornarsi, spendere. Uno spettacolo moderno, pieno di luci, pieno di estro, non si può fare dentro a un camposanto. Guarda queste che schifo. Ma sei impazzito, c'è spettacolo. Hai parlato con quell'imbecillo dell'avvocato Gigliotti. Io ho parlato, se no non sarei qua, perché non avevo nessuna nostalgia di rivederti. E che t'ha detto? Mi ha detto sei in nome della vecchia amicizia, io non so perché ti ostini a chiamarla tale. Ma che amicizia? Qui si tratta di affari. E mi ha detto se ti posso dare una mano. E se voglio fare il mio spettacolo alla francese, qui da te. Poi Peppì, uno spettacolo speciale, mai visto, tipo Folie Bergère, altro che questa muffa. Sì, si può fare anche questo. No, un momento. Tu mi dai carta bianca? Qui si chiude 2, 3 mesi, numeri nuovi, donne nuove, musiche nuove. Che chiudere? Senti, se tu ti sei giocato il cervello, io ce l'ho ancora. Stammi a sentire un momento. Io ho pensato a una cosa da farsi immediatamente, magari domani, se fosse possibile. Che? Senza cambiare, senza chiudere. Date i baci a stento e date pochi baci e li contate. Ma già fa? Mi devi montare un bel numero, un numero con Teresa. Chi? Teresa, Urcio, la tua principessa. Che ti pare? È un'idea, le ho dato appuntamento stasera, viene a cena, glielo dici tu e quella magari accetta, ne sono sicuro. Ma tu dove hai trovato il coraggio di venirmi a fare una simile proposta? Tu con la tua mente gretta di Pinocchio. Come fa la luna? È rimasta alle stroppette di cantina. Don Salvatore, se volete cantare voi, io tolgo il distù. Ritirne che è notte. Lasciamo il posto a Don Salvatore Acirno e alla voce scassata che tiene. Salvatore, mamma mia, che succede? Mi fai chiudere il teatro. E ti conviene, questo è un letamaio. Ti faccio notare che in questo letamaio ci sono dei numeri che hai montato anche tu. Quando io da bambino facevo la pipì a letto, nessuno ha mai pensato di rifacciarmelo. Comunque, se vuoi il mio spettacolo, mi mandi a chiamare, va bene? Vabbè, vieni qua. E lasciami perdere. Parliamo un po'. Volevo fare una cosa simpatica, ecco, mettendo una pietra sul passato. Facendomi fare il ruffiano. No, facendoti mettere su un numero d'attrazione. Cara. Non gli dar retta. Don Salvatore, avrei bisogno di parlare un momento con voi. Con lui solo, Don Peppino. Per carità, come volete, accomodatevi nel palco vostro. Mi dispiace. Prego. Grazie. Che costi guardate che facite, voi no brasiero in
picciado. È la Curcio. Una stiratrice. Beh, che mi dici? Sei contenta, no? Hai avuto successo e poi sei veramente elegante. Tutto merito vostro. Don Salvatore, hanno detto che voi avete lasciato tutti quanti in mezzo ai guai. Armandino, Luigino, gli altri, tutto per colpa di quella signora. Ma io non ci ho voluto credere. E fai bene. E allora perché l'avete fatto? Non lo so, non me ne ricordo. Sentite, Don Salvatore, a me a Roma mi hanno fatto un sacco d'offerte. Il cavalier Guarnati vuole che gli firmi un contratto in esclusiva. È quello che si è comprato la contessa Azzurra. Ma io gli ho detto di no, se non ci siete voi. Ah, pure tu ti ci metti. Ma io tengo una dignità, tengo un nome, lo vuoi capire? Io sono un artista. E appunto per questo. E appunto per questo io ti ringrazio moltissimo e ti rispondo no. Accetta tu, vacci tu. Ma senza voi. Ah, ma come ti devo dire che a me il cinematografo non mi interessa più, eh? Io devo fare qui uno spettacolo mai visto. Come quel vecchio strozzino che ti ha fatto venire qui questa sera non se l'è mai sognato. E allora fatemi lavorare qui, con voi. Qui? Ma non ci penso nemmeno. Don Pepi, parliamoci chiaro. Se voi volete che io canto o mi Andiamo, presento in questo teatro, dovete fare lo spettacolo come vuole Don Salvatore. Perché io senza di lui non lavoro. Ma questo vuole abbattere lo stabile, vuole... E l'è fissata. Non le dà retta, sta scherzando. E perché non volete fare uno spettacolo Ma voi? hanno detto che lo voglio fare con te. Io ho bisogno di gente del mestiere, attori, cantanti, ballerine. Ma io so cantare. E non facciamo discussioni inutili, questo non è ambiente per te. Ma se ci state voi, ci posso stare anch'io. A me non mi possono davvero rovinare. E neanche a me. Ma che stai dicendo? Da crede proprio che non so buona a niente, eh? Guarda, Teresa. già mi hai mortificato troppo. Teresa! Lasciami, ti faccio vedere io se ti so fare in palcoscenico. Va via, non ti voglio qui. Non puoi stare qui, hai capito? Non basta una bella voce per incantare gli uomini, come non basta un bel vestito per essere elegante. Vattene! Ma allora... No! Va via! Signore e signori, un momento di attenzione. Grazie, signori, grazie. Vi piacete, Don Salvatore? Ho l'onore... Sta bene, Don Salvatore. Ho l'onore e il piacere di presentarvi Reduce, dalle Folies Bergère di Parigi, scritturata da questo teatro per il mio prossimo grande spettacolo. Folie 1915, la grande vedetta internazionale Jean Valjean offre Salvatore assieme. Eccola là. Parigi. Don Salvatore, siete grande! Siete a salvezza del teatro nostro! Un momento di silenzio. Jean Valjean canterà per voi la sua audace e affascinante creazione. La giarrettiera. Auguri. Prego. C'est un objet qui s'allonge, se tire là. Vous le savez, mais vous n'osez le dire. Vous connaissez ce petit objet-là. Vous connaissez ce petit objet-là. Pourquoi rougir et me jeter la pierre? Je vais d'un mot, vous direz d'embarras. Cet instrument, c'est votre jarretière. Tous les matins, ne la voyez-vous pas? Vous savez bien que cet objet se tire long là.
vous le savez, mais vous n'osez le dire. Vous connaissez ce petit objet-là, vous connaissez ce petit objet-là, vous connaissez ce petit objet-là. Buongiorno. Ma quella è Teresa. Teresa Curcio, che orfanella meravigliosa. Non ti spiace se ti chiamo così con nome, chérie? Ma è come te aver sempre conosciuta. Signora Lorelai, deliziosa. Buongiorno. Dopotutto sono io che ti ho fatto nascere sparendo. Proprio così. Scusate, perché mi trascurate Rosario? Mia figlia merita ben altro. Che cosa? Ma insomma, è o non è la prima donna? Sono mesi che vi spiego che in questo spettacolo non ci sono prime donne. Ma quello è il suo pubblico ormai. I suoi affezionati. Signora mia, sono anni che sto sprecando il mio ingegno e il mio cervello per farle apparire sempre più belle e più brave. Pretendo che in questo spettacolo siano tutti a mia disposizione. Chi accetta bene, chi non accetta può andare via subito. Subito!
posto! Uè, arroiate! Tutti quanti caiotolo! Uè! A posto, ho detto! Dove andate? Ma che siete impazzite? Don Salvatore! Don Salvatore, dove vanno? Don Salvatore! Il lavoro continua, avanti! Venite qua! Insomma, non avete mai visto un soldato! Ma che volete, se basta me? Siamo in guerra, Salvatore! Voi non ve ne accorgete, ma qua c'è sta uno spettacolo più grande del vostro! Ma quale guerra? E sanno cantare, ma avere rispettato, so belle bersagliere, da sanno innamorare, e sanno all'Italia avere rispettato, so belle bersagliere, da sanno innamorare, e sanno all'Italia avere rispettato, so belle bersagliere, da sanno innamorare, e sanno all'Italia avere rispettato. Tornate indietro! Disgraziati! Signori, un'offerta per i nostri soldati che stanno al fronte. Siate generose, tenete la faccia e l'abbondanza. Ma sì, è proprio lei, la riconosco. È la contessa Azzurra. Sì, Teresa Curcio, è proprio lei. Ma che dici? Teresa Curcio, hai ragione, ma che è Teresa? È Teresa nostra, Gesù! È arrivata Teresa! È tornata! È arrivata Teresa! È arrivata Teresa! È tornata! È tornata Teresa! È tornata Teresa! Teresa è arrivata! Ma dove sta? Dove? È arrivata! È arrivata, è arrivata. Io voglio vedere, facetemela vedere. Venite, venite, è arrivata Teresa. Non si viene, che è arrivata Mamma, che si è fatta bella, figlia mia, dammi un bacio. Ma voi la vedete quando si è fatta bella? dammi una pure a me, gioia. Pure a me, ah, mamma mia, quanto è bella, vedete? E che bella artista che ha diventato, e che carriera che ha fatto. Guarda che bello ombrellino, e che bello vestito che tiene. Donna Teresa, voi siete stata sempre nel nostro cuore. Orita, addoiatiate, ci siete voi. Volete entrare? No, grazie, vado in piazzetta. Allora va accompagna, sì, va accompagna pure io. Donna Teresa, io già vi stavo lì con la vostra, quando stivo bella in due orfanella. E che pianta mi ha già fatta, quando stivo bella. Sono qui per Don Salvatore. Sapete dirmi dov'è? Quello non si fa vedere, sta inguaiato. Guardate, sulla porta ci hanno messo anche i sigilli. No. Gli stanno portando via tutto. Ma come? Com'è stato? Dove sarà andato? Ma qualcuno deve sapere dov'è. Quello può stare pure in galera. Ma è una pazzia. E state sicura che i suoi debiti non sono finiti tutti qui? Ne saltano fuori di nuovi ogni giorno. E cambiali, e impegni, e che il diavolo se lo porti. C'è roba vecchia di anni. E quello spendeva come un creso. Perché vedete, la situazione è grave. Donna Care, voi lo sapete. Io ho litigato con lui tutta una vita. Ma gli volevo bene. Gli volevo bene veramente. E se a un certo momento io mi sono deciso di abbandonarlo una volta e per sempre, potete star sicura che non avevo torto. Sarebbe stato un grande successo. Io ne sono sicura. Quando è arrivato il decreto di chiusura, avevo il teatro esaurito per giorni e giorni. E lo spettacolo era costato una fortuna. Ogni giorno volevo una cosa nuova, o Pazzariello, per fare pubblicità allo spettacolo, al mio teatro.
Ha voluto Pazzariello. Diceva che così ci sarebbe venuto il popolo. Ha fatto ridere tutta Napoli. Non sapeva fermarsi. Non pensava mai al domani. A un certo punto io mi sono rifiutato di sborsare altro denaro. E allora per fare quello che voleva lui, ha trovato dei soldi. A strozzo, naturalmente. Se quando spendeva i soldi miei aveva pochi riguardi, adesso che dentro c'erano anche i suoi non aveva nessuno. Mi faceva una rabbia. Ma dico, com'è possibile? Tante energie, tante spese, tanto talento per fare che? Uno spettacolo e varietà. E poi è sparito. Mi ha mandato questa cartolina. Donna Teresa. Pago tutto io. La casa la lasciate stare. Pensate a quello che fate. Questo vuol dire che io mi sostituisco per ora a Don Salvatore. Voglio i resoconti precisi di tutto. Però voglio che Don Salvatore non sappia nulla. Signori, prospettate la situazione al mio avvocato. Lui controllerà e verificherà tutto. Don Peppino, vorrei parlarvi da solo. Andiamo di là, Donna Teresa. Ne paga tutto lei, ho capito bene. Così ha detto. Ognuno di noi lascia qualche cosa. Lo vedete, Terè? Così è rimasto da allora e so solo. Anch'io ho chiuso. Vorrei avere un'amica fedele come voi. Non è fedeltà, è gratitudine. Voi non dovete niente a nessuno, vi siete fatta tutta da voi e lo potete dire a testa alta. Non dite sciocchezze. Don Pepì, se avete notizie di Don Salvatore me lo farete sapere. Subito, per piacere. Donna Terè, mi levate una curiosità. È vero che voi vi sposate a Luigino? Non è vero. Luigino è come un fratello per me. E anche voi pensate a lui come una sorella? Don Peppino, una volta mi avete offerto di cantare, vi ricordate? E Don Salvatore non volle. Perché non posso farlo adesso? Avrei deciso di andare negli ospedali, nei baraccamenti. Ho già tutto un piano. Aspetto soltanto l'approvazione del ministero. Voglio fare qualcosa, mi capite? Io ho avuto fortuna. Non si sa perché. Ho avuto tutto quello che non cercavo. E non ho avuto invece... Anche in questo avete avuto fortuna. Date retta a me. L'avete più rivisto. Ma come si fa a voler bene per tanto tempo a una persona della quale non si sa più niente? Ma io non lo capisco. È un affetto morboso che vive solo di immaginazione. Non è come dite voi. Io sono contenta di volergli bene in questo modo. Allora, verrete con me? Donna Terè, ma volete fare l'eroina? Non è rassegnazione la mia, è serenità. Novizio grosso assai, che non ha perso mai. Padre un perché mi è sempre piaciuto di stare in allegria. Io la malinconia, non saccio che roba è, da tutto ride che ci posso fare. Non me ne importa se sto a sbagliare. Nonna mia diceva che tutto li facenne facevi serdenne e a così voglio fare. Chi stiu di petto mio, qui voglio all'usapita. Siamo con me ride, che bene va bene, ride e chiama io. Buona bene, Cammusella, gnorno. Levate la cammusella. Cammusella, gnorno. Se non da voleva, i primi mamma ne va che da qua. Se non da voleva, i primi mamma ne va che da qua. E modo rongono schiaffano nella bricone vai a escere a ca. E modo rongono cuni nella sassina vai a
seminario. Ah, ti sei pigliato collera? Sì. E allora scusa, ma non lo faccio più. E allora? Sia benedetta mamma da quando si maritò. Sia benedetta mamma da quando si maritò. Grazie. Compagnia grandi spettacoli napoletani. Capoposto! Signor Tenente, che sono messo militare! Ma cosa sei voi? Sono quelli di teatro. Mi scusino, ma non possono proseguire, abbiamo fatto sgombrare il paese. Don Papì, il permesso per farci andare a crepare. Eccolo. E come facciamo ad andare ad Asiago? Non è questione di andare, il fatto è che è pericoloso andarci. Ma noi abbiamo preso un impegno, forse ci aspettano. Che c'entra? Qui si tratta di un caso di forza maggiore, no? Me. Non si può non andare. Se voi non volete venire, va sicuro che ci vado da sola. Tere, lasciamo andare. Qui non abbiamo preso nessun impegno. Il loro permesso è regolare, se vogliono proseguire impiegheranno un paio d'ore per raggiungere Asiago. Scusi, signor Tenente, ma noi possiamo poi ritornare? Glielo auguro per lei e per le signorine. Buon viaggio. Ma me lo auguro. Aprite. Buon viaggio. A posto i cavalli di Frisia, muovetevi. Svetti, svetti. Andiamo. Sia benedetta mamma da quando si maritò. Sia benedetta mamma da quando si maritò. Vista che l'hai vista, Caio Suttanino. Oh, Suttanina? Oh, è rapido Suttanina. Oh, Suttanino, no. Milità. Dov'è un ufficiale qui? Lai. Io devo risolvere una situazione, perché se qua diventa pericolosa io devo partire. Sì, questo non parla. Ehi, signor Tenente. Signor Tenente. Signor Capitano. Io mi trovo nell'assoluta necessità di dover partire perché deve sapere che io ho la responsabilità di tutta quanta la compagnia e diventando qui forse un poco pericoloso. Peppino! Salvato! Tu qua stai? Oh, com'è bello! Oh, Peppino mio, fino a qui sei arrivato. Oh, ritrovato Salvatore! Salvatore mio! Come stai? Bene, bene, e tu come stai? Come stai bello! Ma come ti sta bene la Peppino divisa? Mi mio. metti quasi soggezione! Ma non ci pensare. Ma chi l'avrebbe detto? Ma chi l'avrebbe detto? Lo sai, gli avevo giurato che come ti incontravo io ti strangolavo. Non dire sciocchezze, nemmeno se lo vedo ci credo. Peppi, dimmi la verità, perché sei venuto qui? A far soldi anche in guerra, eh? Ma che soldi, che soldi? Sono stato coinvolto e poi la patria si serve in qualunque maniera. Ma di un po', è proprio pericoloso. Si dice, si sente. È meglio che te la squagli il più presto possibile. Ma io voglio andare via, io devo andare via, io non lo faccio mica per me, ma perché tengo delle responsabilità. A proposito, lo sai chi è che canta qui con me? Sì, lo so, la compagnia, me l'hanno detto. Gli scarti dei tuoi miserabili spettacoli. Io gli spettacoli più fetenti li ho fatti con te. L'hai portata con te? È lei che ha portato a me. E va. Forse soffro, non lo può dire.
te peux me fa sapere dormiente che mi dai felicità. Amore, ne fai un mistero, perché dimmelo che va bene solo a me. Donna Teresa, passate. Brava, brava Teresa Curcio. Signori, chiamate la fotografia. Grazie. Signorina! Quanto è bello. Signorina, la vedrà la fotografia anche per me. Grazie tante, Prego. Ma cara mia, me la sono signorina, ma se specciasse. Chiamata anche a me, signorina. Permesso, per piacere, fatemi passare. Anch'io. Teresa. Io lo sapevo che ti avrei ritrovato. Ti sei imparata pure a cantare, Sono riuscito a evitarti fino a questo momento. Ma questa sera sei qui, dove scappavo, eh? Me lo sai dire? E poi mi faceva piacere di rivederti, piccere. Perché hai voluto stare sempre lontano da me? È la cosa più ragionevole che ho fatto in vita mia. Adesso te ne sarai scordata, ma allora, piccere, ti eri un pochino innamorata di me, lo sai? Non ti fa ridere? No, perché io ti voglio ancora bene. No, ma non ci posso credere, ma com'è possibile? Ma non capisci che io potrei essere tuo padre? Voglio che ci sposiamo. Ma come tu puoi scegliere il marito che vuoi? Bello, ricco, coi piedi per terra, con la voglia di vivere. Vedi, il mondo nuovo al quale tu vai incontro sarà un mondo positivo, entusiasmante. Le mie fantasie, purtroppo, non interessano più a nessuno, né a me né agli altri. Io non voglio sapere niente di tutte queste cose. Io so solo che ti ho aspettato per tutti questi anni. E voglio sapere se anche tu mi vuoi bene. Teresa. Quando ti stancherai di mentire sempre a te stesso e ti deciderai a credere in me, Salvatore, sono sicura che succederà. Lasciami sperare, perché ti amo troppo. Vedi, Teresa, tu rappresenti tutto quello che io non ho mai avuto e di cui ho sentito la mancanza. Un affetto vero, sicuro, per il quale sperare, vivere. È proprio quello che ti voglio dare, amore mio. Teresa. Salvatore. A noi l'onore di aver vissuto vicino a voi, di aver diviso i vostri rischi nei momenti. So che non potrei affidarla a mani peggiori. Comunque cerca almeno una volta di non pensare solo ai tuoi sporchi interessi. Ricominciamo, Salvatore? Voglio che tu ti occupi di lei e voglio che torni subito a Napoli. Certo, certo. E qualunque cosa abbia bisogno, provvedi tu. Tanto sono sicuro che tu tieni ancora molti soldi miei. Qua soldi, levati ste fissazioni, soldi tuoi non ce ne stanno. Tutti i debiti tuoi li ha pagati lei. Pure la casa t'ha salvato dai creditori e i mobili. Ma che sciocchezze state dicendo? Io non ho pagato proprio niente. Tu non devi credergli, Salvatore. Ho paura che questa volta sia Don Peppino ad avere ragione. Ma perché parliamo di queste cose? Hai ragione, le parole sciuperebbero tutto in questo momento. Ormai mi sembra di vedere che fa lo stesso. Come farò a ricambiarti? Amore mio. Salvatore, dobbiamo andare. Vai, vai, cara. Stai comodo. Come già stata?
Signor Tenente. Vengo. Piano. Sta attenta. Arrivederci a tutti. Arrivederci! Arrivederci! Arrivederci a tutti! Arrivederci, auguri! Arrivederci! 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 Vi aspettiamo a Napoli! Arrivederci! Ciao ragazzi! Signor Tenente, che cos'è sto fonogramma per lui? Di un po', Tony, tu credi che alla mia età si possa ricominciare da capo? Cosa vuol che dica, signor Tenente? Mi penso che sia inutile deporsi tanti problemi, perché in fondo, che c'è qualchedun che pensa sempre a risolvere per noi altri. Già. Ciao, ciao! Ma insomma, ma che sta succedendo? Dio benedetto, mi non so proprio niente di niente, signor Tenente. E lei è il fonogramma? Ah, sì. Porca miseria. Allegro, signor Tenente. Tra poco tutto è finito. Speriamo di portare a casa la ghirba, eh? Speriamo, signor Tenente. Padre Angiolino! Voce cantando nonna nonna! Avete sognato? Qui, signora sposa. Che è stato? Donna Adere? Non lo so. Ho paura. Arriva la polvere di Salvatore Cirno.